Pronto? Pronto? Chi parla? Sì, buongiorno. È Vasco? Sì, mi dica cosa Riccardo. Come hai fatto a riconoscermi? La voce l'ho conosciuto. Certo, certamente. Sono Riccardo, eh? Sì, sì. Come va Vasco? Bene. Bene, bene, io invece un po' peggio. Che hai? Purtroppo mi è successo una cosa. Che ti è successo? Sapessi. Che? Io non so a chi dirlo perché volevo andare da Carabinieri, ma non è il caso perché mi sputtanerei, capito? Che ha fatto? Che mi hanno fatto? Che stanno? Che mi hanno fatto? Senti, una rapina? In casa? No, per la strada. E quando? Quando? Ieri sera. E dove andavi? Niente, andavo per i fatti miei, diciamo, andavo tranquillo per la strada, stavo venendo a casa. Ma dove, la Castellina? Sì, Castellina. Allora, che succede? Succede che arrivano 4. Sì. 4, ma era buio. Io dicevo, vabbè, sono 4 persone che camminano, sembra, no. E poi erano neri. Perché? Perché erano negri, capito? Non si vedevano bene. Allora mi si sono avvicinati, io pensavo che volessero vendere qualcosa, no? Sì. Come succede, magari anche di buio, vabbè, ci saranno anche. Io, che volete? Cominciano a parlare questi 4 negri, non capivo nulla, parlavano fra loro, no? Sì. A un certo punto, io proseguivo, non gli davo tanto. Questi 2 mi prendono, uno di qua e uno di là. Sì. E gli altri 2 cominciano a frugarmi dappertutto. Ma davvero, io che voi erano anche grossi, che potevo fare io? Se non mi sono cacato addosso poco ci manca. Di notte non c'era le intenzioni che hanno. Ma infatti ora te lo dico che cosa hanno fatto, che intenzione avevano. Questi 2 mi hanno frugato, mi hanno portato via tutto quello che avevo in tasca, anche le chiavi, tutto. T'hanno rapinato? T'hanno rapinato, hanno portato via tutto. Non è che ci avessi molti soldi, ma insomma la paura, capito? Ma non basta, perché fosse questo, dice, al limite, e io vado, denuncio il fatto e via. È successa una cosa più grave, sai? Mi hanno portato in un prato, mi hanno spogliato completamente nudo. Madonna mia. Mi vergogno a dirlo. D'altra parte. Mi hanno inculato tutte e 4. Ma Madonna mia, che hai detto? Oddio Vasco, sapessi, guarda. Io non sapevo a chi dirlo. Ma a me nel lavoro. Gli altri mi tenevano e poi mi avevano messo a pecorina. Ma a me nel lavoro. E poi quell'altro, e tutte e 4, uno per volta. Mi hanno fatto un buco di culo così. Madonna. È vero. Ma mi ci fa rimane, sapessi dove sono rimasto io, mi fa male. Madonnina, e che mi ha denunciato niente? Ma come facevo, scusa, abbi pazienza, siamo in un paese, poi poi dice quello è uno prende un nome, perché poi la gente dice mi povero ragazzo e poi le altre vanno avanti. Lì per lì possono dire poveraccio, no? Poi dopo ti rimane come dell'etichetta, dice è stato inculato, ha preso un culo da negri, capito? E questo io potevo andare per dire della rapina e questo l'ho fatto perché naturalmente questi mi hanno portato via anche documenti e ho dovuto fare la denuncia. Ma che erano gente di colore? Sì, l'ho detto, negri, vedrai, neri di colore. Praticamente che è successo? È successo che io ho denunciato solamente il furto, ma il resto come facevo, capito? Questo io volevo anche un consiglio da te. Ma perché non porti dietro la pistola? La pistola, io avrei portato danni. Cosa vuoi? Uno sta a pensare tante cose. Lo so, poi anche sono mie cose che succedono tutti i giorni queste non prometti, capito? Ma poi sta un posto tranquillo, in fondo, non è mica una città di queste. No, guarda Vasco, sei la prima persona, io penso, insomma, non so a chi dire, non saprò a chi dire.
Riccardino, te l'ho detto a me e basta, finito. No, appunto, volevo un consiglio da amico, come dire, io che cosa devo fare ora? Mi fa male il culo da morire, non mi posso nemmeno mettere a sedere, sto a sedere su una mela sola, perché guarda, ma mi hanno fatto male. Poi paura dell'AIDS, paura, ma anche le cose lì che c'avevano delle nerchie, tu vedessi che roba c'avevano, perché questi sono neri, c'hanno delle cose, uno c'aveva avuto 33 centimetri come minimo, ma arrivava in gola, me lo sentivo in gola, Vasco. Mamma mia, si sono nei cuori. Mamma mia, si sono nei cuori. Io guarda, non so più a chi dirlo, perché io anche in famiglia sono stato zitto, Sì. Che vuoi? Sono arrivato, dice, ma che ha fatto? Nulla ho fatto, sai. Ascolta, te prendi delle pomate, qualche cosa. Mi sono messe le pomate, mi sono messo della roba, insomma, per sfiammare. Tanto te a questo punto poi anche disinfettante tante volte, sai. Sì, ma se c'avevano l'AIDS questi qui, o come fa? Ma no. No, come no? Viene proprio dall'Africa la roba lì, capito? Ma diavolo, ma Dio buono. Che cosa, guarda, io poi che insomma voglio dire, fossi stato finocchio, capito? A me sono sempre piaciute le donne, voglio dire, inculato, mi sembra, guarda. Ma quando ti trovi in che stadio te che fai? Lo dice fai? Cosa? Queste sono disgrazie che si danno nella vita, Sono disgrazie grosse, sono disgrazie, scusa se mi sfogo. Riccardo, perché ci piangi? Mi sta sfogando. Ogni altra parte. Non me lo so, io ti sono nel cuore, capisco? Sì, allora mi sono nel culo. Perché non ci vado fatto un po' di uno, madonna, me ce l'avevano duro poi. Non mi ha visto una cosa grossa qui in modo. Poi ragazzi, sai che facevano dopo? Sì. Quando l'avevano fatto, gli si ammosciava, no? Dopo l'aveva fatto, e stava davanti a me e se li annodavano, c'erano così lunghi, se li potevano annodare gli uccelli. Pensate, tanto per farmi spregio, capito? E uno alla fine mi appicciava anche addosso. Senti il lavoro, dopo tutto. Disgraziato. E poi sono andati via, e così come sono venuti, sono divertiti come bestie. Oddio mio! Riccardo, ci pensa più a questo punto e fai, te devi stare attento. Ho fatto le scuregge, mi scappa tutto, vado continuamente al gabinetto, perché che vuoi? È tutto allargato. Quello no. Se un passa del tempo e si ricompone, vedrai. Si deve ricomporre, capito? Zitto. Cos'è che mi consigli di fare? Di star zitto o di parlarne? Ma chi? A chi? Ai carabinieri, ma poi viene fuori, fanno l'inchiesta, e poi come si fa? A chi te? Io e so cose sono pieno e so Riccardo, io un giudizio mio e so cose purtroppo e tanto a te non ti levano niente. Ormai l'ho avuto. Che ormai se l'hai avuta, no? E crei delle cose purtroppo. Ma sai che poi i giornalisti stanno attenti a queste cose, no? Si informano, vanno sui giornali, violentato da 4 negri, ti rendi conto? Sono tutti giornali, perché sai. No, ma io senti che farei una cosa, certo poi ti compromette uno, ma magari un soldo in più la sera. Un soldo in più. Oppure un'altra cosa che ho pensato, con un giro la pistola, li ricerco, li ritrovo e poi. No, ma poi ti comprometti, ti buttano dentro, Ma io li faccio fuori, Lo so, ascolta te, io che mi costa. Io chiederei un po' d'armi per la pistola. Sì, perché se quando vedono la Madonna buona gli spari nei piedi. Era un'altra cosa, e poi nelle palle gli sparavo, altro che nei piedi. Mamma mia. Io lo so, io che l'altro caso starei fermo, ma io darai le consiglio, stai attento, senti un po', guarda. Ma da chi lo senti? Può andare dal dottore? Pensavo appunto. Io da un dottore ci andrei privatamente. Sì. Privatamente, te d'altra parte, sai, lo sa mia madre, perché poi oggi o domani ti trovi a un coso. Capito? Darmi dottore. Sì, guarda, che sembravano, come dire, una fontana, sembrava una bottiglia d'acqua minerale, veniva fuori di tutto, cioè c'avevano tanta della roba. Io perché mi è colata questa roba per tanto tempo. Lo so. Questa robaccia schifosa. Oddio, istrizione di pancia, scusa, volevo andare a cagare, abbia pazienza perché mi sta scappando perché non la trattengo. Oddio. Vasco, ti saluto, ti richiamo, oddio è male, vado a cagare. Vai, ciao. Ecco.
Aspetta, lo richiamo. Facciamo una variazione sul tema, no? Perché il fatto dei negri che inculano l'ho sfruttato diverse volte così all'occorrenza quando mi hanno riconosciuto per qualcuno che non sono. Ma adesso ci penso io. Pronto? Sì, pronto, parlo Vasco? Sì. Lei è telefonato, lei è amico di quello che ieri sera faceva tanto furbo che ha dato culo? Tu hai telefonato a lui? Lui ha telefonato tu? Pronto? Ma chi sei? Io, Abdul. Ma se tu non zitto stai, io vengo in culo anche te. Ma io ti sparo, sai. Tu a chi spara? A te? A tu non spara a me, capito? Ha capito? Perché io persona per bene, anzi per pene, grande allora pene. Che lo lì come mai avete fatto il lavoro? Ha fatto quel lavoro, noi fatto quel lavoro perché noi uomo bianco ci piace culo. Uomo donna uguale, basta sia culo bianco. Ma attenzione che tuo culo è pericolo se tu parla, eh? Ma chi parla? Chi? Abdul, Ma io ti conosco nemmeno te. Io conosco perché so che questo signore qua ha telefonato a te. Io tu sentivo da dietro porta. Allora io vi sorveglio, eh? Io Abdul Kemayal, mio nome. Chi è? Abdul Kemayal, questo è mio nome. Sì, ora, se tu fai furbo, io vengo lì e strombazzo, tutto. E che strombite? E il tuo culo. Me? E il tuo culo è di tua moglie. Di me? Di tua moglie. E del tuo culo. Dimmi chi sei te. E se c'hai le galline in culo anche le galline. Tutto. Ma te Abdul. Mio nome è Abdul. Ma dimmi stesso, sei in italiano perché io ti denuncio. Io sono italiano, io Africa. Che sei? Africa. Ascolta. Io e i miei amici. 4. Dimmi chi sei. Abdul Kemayal. Ma te pronuncia sia la persona che sei, te parli ma sono toscano. Io toscano? Tu senti che io toscano? Io sono toscano, io nero come carbona. Abdul Kemayal, che il culo. Ma te come ha fatto a sentire la telefonata di un mio compagno? Io stavo dietro porta perché io sto attento a lui, perché lui furbo, vuole parlare. Lui ha parlato, non volevo che lui parlasse. Ma ascolta te, ma te dov'eri? Io dov'ero? Sì. Dov'ero dietro porta sua di casa. E attenzione che io prima rinculo tuo amico e adesso poi se tu stai zitto rinculo pure te. Chiaro? Attenzione. Chiaro? Ciao. Come fa a essere un negro africano toscano? Ma scusa, ma guarda, è incredibile. E poi mi ha detto mi ammazza, sì, con la pistola. Allora, meglio scappare. Dio Nini. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete